Andiamo avanti, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, che è Riccardo Floriani del settore trasporti Confapi di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Si dovrebbe collegare con noi, lo stiamo aspettando, Simone Vaineri di un'azienda specializzata proprio nel trasporto trevigiano. Vediamo, fra poco dovrebbe collegarsi, intanto però facciamo un po' un excursus perché parliamo di un corso importante che mira, se non sbaglio, mi dica lei, a formare giovani disoccupati nell'ambito della logistica. Sì, è un corso per tecnico specializzato in logistica e spedizioni merci, dedicato a 8 disoccupati under 30 e mira a inserirli nel mondo del lavoro. Abbiamo già le aziende che li accoglieranno per la parte di tirocinio e si occuperà di tutto quello che è logistica interna e di spedizioni all'interno delle aziende, sia per le aziende manifatturiere, quindi le nostre fabbriche, le nostre aziende del territorio, sia per le aziende di trasporti. Ecco, partiamo da un presupposto che manca questa manodopera. Purtroppo sì, manca manodopera, anche inteso come personale proprio che si metta in gioco nel imparare quei mestieri di una volta che adesso i giovani sono poco avvezzi a intraprendere questi percorsi, ma manca anche una specializzazione importante su quelli che sono questi temi. Le nostre aziende stanno attraversando un momento molto difficile con il caro energia, con la mancanza delle materie prime, insomma ci sono molti motivi per cui le aziende stanno attraversando veramente un momento difficile e sempre di più quindi ci sono dei settori all'interno delle aziende che diventano delle leve, dei cardini per migliorare e per essere più competitivi nel mondo del lavoro di oggigiorno, e uno di questi settori è la logistica, sia proprio intesa come logistica interna di magazzino, un valore aggiunto che si può creare all'interno dell'azienda, sia come spedizione delle merci. La scuso perché mi sa che abbiamo collegato però telefonicamente Simone Vaineri. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io arrivo subito da lei immediatamente e intanto finiamo di parlare con Florian, perché io volevo anche chiedere una cosa: perché i giovani non si avvicinano? Ma allora, la mancanza di giovani tra la fascia 20-30 anni è abbastanza risaputo che ci sia questa mancanza. Un po' è per effetto dell'università, che chiaramente li porta a studiare fino a 25, 27, 30 anni a volte, no? Un po' forse perché non c'è un ottimo collegamento tra quella che è la domanda e l'offerta, tra le nostre aziende, il nostro territorio e i giovani che si devono approcciare a questi tipi di lavoro. Su questo secondo punto ci possiamo lavorare molto, per cui creare noi dei link, creare noi dei collegamenti tra le aziende che stanno cercando questi giovani su cui investire per formazione, per farli crescere e per poi tenerseli in azienda, dei talenti da far crescere e poi che rimangono in azienda, non che vadano chiaramente al di fuori, e i giovani che stanno cercando lavoro. Che è importante perché sono anche tanti, fra l'altro. Sì, sappiamo che ci sono persone a casa, sappiamo che ci sono giovani che sono a casa, e sappiamo dall'altra parte che le aziende le stanno cercando. Quindi insomma si tratta di riuscire a metterli, un punto d'incontro che non è semplice, sembra banale, ma non è assolutamente semplice. No, assolutamente. Vaineri, una manodopera che manca. Esatto. Sì, diciamo che è una manodopera che manca, sicuramente quello che sta dicendo Riccardo è tutto corretto. Oggi secondo me il settore della logistica è un settore che sta trainando molto i nostri mercati, perché comunque effettivamente le merci si spostano e avere personale qualificato è effettivamente la cosa che manca a noi aziende di trasporto, che comunque bene o male operiamo nei settori e ci sono sempre 1000 leggi, 1000 regole da dover mettere in pratica, per cui serve assolutamente professionalità. Benvengano questi corsi, benvengano queste azioni, in modo tale da inserire appunto dei giovani in questo settore, che comunque dall'esperienza mia personale, io ho tanti ragazzi giovani in azienda di 20, 22, 25 anni, quindi non è del tutto vero che non c'è un avvicinamento a questo mondo. Bisogna, secondo me, farlo conoscere un po' meglio. Senta, mi diceva, questo è un settore che va bene, però che sta soffrendo dei rincari del carburante. Assolutamente sì. È un settore che lavora
sicuramente è un settore che lavora perché, come appena detto, insomma, le merci vanno spostate. Questi rincari assurdi e smodati non fanno bene a nessuno, non fanno bene né a noi che siamo parte integrante di questo lavoro, ma neanche all'utente finale, perché comunque gli aumenti sono abbastanza importanti, soprattutto da un anno e mezzo a questa parte. Ecco, come state affrontando questa situazione? Cerchiamo di fare del nostro meglio per impattare il meno possibile nell'economia delle famiglie, però obiettivamente è pesante un po' per tutti. Gli aumenti, secondo me, rispetto all'anno scorso sono del 7-10% circa, per cui non comprendo perché nessuno ancora non abbia preso mano a delle decisioni che possono dare ai nostri dipendenti, a chi vive la quotidianità, una mano a livello proprio di buste paga. Cioè, mancherebbe un 20% anche per loro, secondo me. È un indotto che deve cambiare. Ecco, fra l'altro abbiamo sentito anche i benzinai quando avevano indetto lo sciopero e quando era scattato lo sciopero che non c'è proprio una luce di un ribasso in questo momento del carburante, anzi. Anzi, ho visto stamattina che anche sta salendo ancora, per cui di conseguenza non lo so. Qua penso che siano delle regole un po' più alte rispetto ai nostri pensieri, perché credo che le compagnie petrolifere stiano un po' abusando di questa cosa, perché i gestori guadagnano poco, chi lo compra a Marghera guadagna poco. Ci sarà qualcuno che guadagna tanto su sta roba? Senta, tornando al corso, perché comunque diceva i giovani ci sono, bisogna insomma un po' avvicinarli a questo settore. Parlando del corso, chi quindi può partecipare, come può partecipare al corso? Allora, sono giovani, under 30, diplomati e disoccupati, quindi persone che in questo momento sono a casa, che stanno attendendo una buona occasione per entrare nel mondo del lavoro e che si vogliano approcciare a questo settore, che è un settore che chiaramente è fondamentale e che è comunque in crescita. Diciamo che entro quanto poi devono presentare la domanda? Entro il febbraio, sono se non erro il 10 febbraio. 10 febbraio. Entro il 10 febbraio è da partecipare a questa domanda e devono farlo a Treviso il corso. Abbiamo già le aziende che poi le ospiteranno, come abbiamo accennato prima, e quindi è una grande opportunità per questi giovani, perché le aziende hanno reale bisogno di queste figure. E perché le aziende hanno possibilità di conoscerli poi già durante il corso? Sì, perché il corso è di 174 ore e poi c'è una fase importante di tirocinio all'interno delle aziende, tra l'altro un tirocinio che è anche un po' remunerato, per cui insomma hanno un 450 euro lordi mi sembra mese nella parte di tirocinio, che quindi è sempre comunque interessante, e poi è la grande opportunità di rimanere poi in azienda, perché le aziende poi hanno questa possibilità di conoscerli, vedere come lavorano, come si approcciano, la dedizione che ci mettono nel crearsi questa opportunità, e poi hanno la possibilità di assumerseli. Ecco, che non è proprio scontato che insomma un'azienda, cioè che un giovane possa fare il tirocinio e poi essere già insomma assunto, rimanere in un'azienda, non è proprio così scontato. No, il tirocinio è una forma molto importante, se usata nella maniera corretta è un po' quello che si faceva quando eravamo giovani noi, nel imparare un lavoro, entrare e imparare direttamente man mano che si faceva il percorso lavorativo. Adesso questa cosa un po' manca, per cui il tirocinio, se è sfruttato nella maniera corretta, ti dà una grande possibilità. Ecco, Vaineri, se dovesse lanciare un appello ai giovani. Posso solo dire che questo è un lavoro molto dinamico, è un lavoro che incuriosisce, bene o male sono 15 anni che ho diverse persone in ufficio, e i ragazzi che sono andati via hanno continuato a fare logistica da altre parti, magari in altri settori, magari conto proprio, quindi vuol dire che questo lavoro appassiona, di conseguenza credo che abbia un appeal rispetto ad altre mansioni d'ufficio molto interessanti, è molto dinamico. Ecco, ci sono delle caratteristiche che un giovane dovrebbe avere?
Oddio, di base una buona conoscenza della geografia europea, per chi fa Europa come noi, una buona memoria e tanta pazienza. Avete avuto già sentore, insomma, di qualcuno che è già interessato, che vi ha già contattato? Sì, abbiamo già avuto qualche profilo importante, interessante, ma non sono sufficienti, nel senso che vorremmo dare anche alle aziende l'opportunità di poter scegliere tra delle persone estremamente motivate. Ripeto, è un'ottima occasione, l'occasione di imparare un lavoro che può durare una vita intera. Come diceva Simone, le persone che si appassionano al mondo della logistica poi rimangono nel mondo della logistica, quindi una volta che si entra in un settore, questa è la prova che poi si può crescere, si può fare di questa prima esperienza lavorativa veramente il lavoro di una vita. E questa è una delle iniziative, ci saranno anche altre iniziative con il tempo? Sì, il nostro modello è molto semplice, partiamo dalle reali esigenze delle aziende, abbiamo la fortuna di avere tante aziende associate che ci chiedono una mano nel reperire personale più o meno formato di vario livello e quindi noi facciamo dei corsi su misura per le loro esigenze, quindi nascono tutte da questa reale esigenza. Ecco, lei mi ha detto ascoltiamo quali sono le esigenze delle aziende. Ecco, le maggiori, oltre alla manodopera, che è una richiesta un po' in tutti i settori, ma anche in questo, quali sono le altre esigenze che magari vi hanno manifestato? Allora, è sicuramente la parte della manodopera, la parte fondamentale, perché c'è sempre meno gente che si approccia al settore un po' produttivo e alle mansioni anche un pochino più umili. Dall'altra parte si passa completamente alle alte specializzazioni, quindi sempre di più, ma anche l'operaio comune, anche la manodopera si sta specializzando sempre di più, per cui viene richiesta dalle persone che vogliono mettersi in gioco tanta disponibilità nell'imparare cose nuove che magari non sanno ed è anche non è collegato all'età, anche per persone più grandi che si vogliono ricollocare, che hanno la necessità di ricollocarsi, il desiderio di crescere, devono essere pronti a imparare qualcosa di nuovo. E questo è un po' un qualcosina che manca. Ci sono dei fondi per formare i disoccupati, come in questo caso. Mancherebbero dei fondi importanti per rioccupare, riformare le persone che sanno già fare un lavoro, ma vogliono crescere, vogliono fare qualcosa di nuovo. Questo era uno degli argomenti, insomma, che faceva più discutere, proprio il poter formare le persone che già lavorano. È molto più semplice, anche noi nelle nostre aziende tendenzialmente inseriamo qualcuno più junior nella parte diciamo così della filiera, la parte un pochino più bassa, e poi man mano le persone fanno una scalata. È molto difficile inserirle direttamente a un livello importante, per cui è fondamentale che la gente parta da giovane a entrare nel mondo del lavoro e che cresca ogni anno, che è anche un po' quello che si è sempre fatto, insomma. Vaineri, io volevo chiedere anche a lei, tornando a parlare dei rincari del carburante, se la situazione non dovesse insomma migliorare, ma anzi, come ha detto lei, anche oggi si è vista un ulteriore aumento, che cosa può accadere in un settore importante come strategico come il vostro? Allora, il carburante per noi è chiaramente ha un impatto molto importante nei nostri costi, è quasi un 30% del nostro fatturato, se non di più. Di conseguenza sono stati programmati degli scioperi per molto meno tempo addietro. Credo che possa verificarsi qualcosa del genere andando avanti così. Quindi il rischio è quello di uno sciopero? Potrebbe esserci un rischio di un fermo nazionale per questi rincari qua. Adesso al momento non ne stanno parlando, perché alla fine comunque stiamo cercando di ribaltare il costo dell'eccessivo aumento alle aziende che ci commissionano i trasporti. Però secondo me è un cerchio che si stringe sempre di più fondamentalmente, cioè da qualche parte vai a soffocare qualcosa, o vai a soffocare la produttività, o vai a soffocare la richiesta, per cui non la vedo non vedo delle grosse soluzioni in merito, ecco. Ecco, che cosa comporterebbe, Florian, un blocco nazionale di un settore, come dicevo prima, che è un settore strategico questo?
Beh, lo abbiamo visto in quelle poche occasioni dove c'è stato uno sciopero sensato e che ha portato dei frutti. Si parallelizzerebbe l'Italia in tempo 2 o 3 giorni, no? Non abbiamo assolutamente autonomia. Pensiamo ai supermercati, pensiamo ancora prima delle merci che si portano nelle aziende. È un settore, come hai detto tu, strategico e è molto impattante proprio sulla quotidianità. Si bloccherebbe tutto, penso, 4 giorni e cominceremo ad andare veramente in difficoltà. Ecco, Vaineri, i benzinai sono andati a fare, insomma, più volte sono andati a parlare al governo e, insomma, chiedere quello che, insomma, hanno poi in parte ottenuto. Voi invece nel vostro settore che cosa vi sentireste di chiedere al governo per non arrivare poi ad una situazione davvero poi emergenziale come quella di un blocco totale che abbiamo sentito cosa poi comporterebbe per l'Italia intera? Ma allora, il governo tutto sommato ha messo sul piatto degli aiuti al settore del trasporto abbastanza importanti, perché comunque credo si sia reso conto che la situazione per noi era insostenibile. Spero che bastino, spero vengano rinnovati questi aiuti, perché effettivamente il settore del trasporto è molto in crisi, nel senso che è in crisi di aziende, cioè tante aziende stanno chiudendo, stanno comunque rallentando la crescita e questo non è un bene per nessuno sicuramente, è un dato di fatto. Ecco, su questo vorrei chiedere a lei, insomma, tante aziende che chiudono, si cercano giovani, che cosa si può fare di più per far sì che aziende come queste non debbano chiudere, insomma, i battenti? È una filiera molto importante e richiede maggiore attenzione da parte sicuramente del governo. Voi state monitorando questa situazione? Come... Sì, noi stiamo monitorando e sappiamo, nello specifico nel mondo del trasporto, che c'è una mancanza importante di autisti e di persone che vogliono intraprendere questo percorso. Dall'altra parte aziende che stanno chiudendo perché non è più così vantaggioso avere un'azienda di trasporti come era una volta, è un rischio enorme, ci sono investimenti importantissimi e dall'altra parte si fa fatica a trovare la manodopera, è veramente difficile. I giovani sono poco incentivati a fare questo lavoro, è un lavoro che in alcuni casi ti dà soddisfazione, ma in altri diciamo che come si suol dire il gioco non vale la candela, no? Per cui a volte come accennava prima Simone, dovremmo riuscire a far sì che i dipendenti che entrano in questo mondo del lavoro abbiano uno stipendio anche un pochino più alto, un po' più consono a quelle che sono le spese di ogni giorno, le esigenze di una famiglia, no? Questo vale un po' per tutte, è una regola un po' per tutti i settori. Certo. In un settore dove è richiesta un grande sforzo, una grande disponibilità di orari, un lavoro così fondamentale per il nostro paese, richiede ancora maggiore attenzione rispetto a altri. Vaineri? Sì, prego. Cioè, la cosa che più salta, insomma, all'occhio è un po' l'esasperazione. Mi sente? Non lo sentiamo più, aspettiamo un attimo se... Eccoci qua. Ecco qua. Pronti. Proprio l'ultima domanda, poi ci salutiamo perché siamo alla pubblicità. Quello che salta all'occhio è proprio l'esasperazione, però anche, come diceva lei, delle aziende ormai. Le aziende sono molto esasperate soprattutto perché effettivamente fanno fatica anche a mantenere il personale. Effettivamente secondo me manca un 20% netto nelle buste paga di tutti, a prescindere dai trasportatori o da altri, cioè. E questo è un problema importante e spero che prima o poi qualcuno al governo ci pensi, insomma, ecco. Noi abbiamo la trasferta giornaliera è 40 anni, presumo che riporti le stesse cifre rispetto a quello che oggi sono i costi di gestione, anche cioè, pranzare o comunque star fuori una settimana con un camion non spendi più quello che spendevi 20 anni fa. Secondo me abbiamo sempre delle regole un po' troppo vecchie rispetto alla realtà delle cose e oggi il mondo va molto veloce.
Io la ringrazio, grazie davvero. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro. Buona... Insomma, siamo arrivati un po' al termine. Vogliamo ricordarlo, quando possono presentare la domanda? Possono presentarla Per il corso. entro il 10 febbraio, ripetiamo sono 8 giovani under 30 diplomati e disoccupati, quindi una fascia importante, e l'appello è che siano fortemente motivati a entrare in un settore dove ci può essere molta richiesta, dove c'è molta soddisfazione, dove c'è passione, ancora un settore dove si può trovare un lavoro che ti accompagni per il resto della vita. Grazie davvero a Riccardo Flores per essere stato con noi.